Sempre così, eh. Sempre così, ragazzi. Stai lontano dal microfono un weekend. La miseria, ragazzi. Dai, dobbiamo fare diretta anche la notte, perché se stai lontano qualche ora dal microfono, succede il finimondo. E Parigi, l'ultima cena in versione drag queen. Oh, ma c'è gente veramente scandalizzata, eh. Gente che ancora oggi. Ma ragazzi miei, ma fate bene una ragione. Siamo circondati da gay. Ci sono gay ovunque. Io mi giro, guarda un gay. Mi giro di lì, guardo un altro gay. Mi guardo allo specchio. Ehi, sono un po' gay anch'io. Non stiamo qui a prendercela più, bacchettoni. E invece ne parliamo. Quest'oggi. Buongiorno. Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere a voi, cari ascoltatori, che anche in versione estate, bada ben, vi vogliamo in diretta, senza filtro, ma soprattutto senza peli sulla lingua. Avete peli sulla lingua? Niente scherzi. Chiamando 0292947222, inviando il vostro messaggino a Sammy Varin tramite WhatsApp 340 6709 659 e naturalmente chiacchierando con i nostri ospiti. Pochi minuti e ci collegheremo con l'astrologa, sì, la signora delle stelle, Deborah Bellotti, e chiederemo proprio a lei che cosa sta succedendo, capire un attimo in questo mondo, a parte Parigi, ma c'è una guerra via l'altra che sono sempre lì che ci guardano e ci dicono adesso scoppia la terza guerra mondiale. Signor Piangem, ma gli ospiti arriveranno anche più tardi. Avremo gli House Dom Funk, figata di gruppo che fanno una musica che mi piace troppo. E poi parleremo anche di solidarietà, ragazzi, con Marco Ponzi e Gianluca Sordiglioni per la Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson. Insomma, un Sammy Varin anche intelligente, che non capita spesso. Lancia subito la canzone indipendente, quella di Massimiliano Biondi.
Quante volte ci siamo persi in uno splendido incanto, è vero, amoroso chiaramente. È Massimiliano Biondi che si è perso nello splendido incanto con questa nuova canzone intitolata L'Alba Chiara. Eccola L apostrofo davanti. L'Alba Chiara di Massimiliano Biondi, un mood trascinante, atmosfere pop rock, un richiamo synthwave dove il testo rievoca una bellissima storia d'amore ormai finita. C'è anche il video. Massimiliano Biondi serve per farvi capire che quello che va in onda nella trasmissione di Sammy Varin ogni mezz'ora è soltanto musica indipendente. Artisti quasi sempre sconosciuti a livello nazionale, ma molto conosciuti nel loro territorio, molto amati, frequentano ristoranti, locali della zona in cui abitano e signori l'invito è quello anche da parte vostra con i social di ricercare questi piccoli tesori musicali cercando in questo caso su Instagram Massimiliano Biondi e L apostrofo Alba Chiara. Sono le 13:12, vogliamo fare una bella previsione planetaria di quello che ci accadrà nelle prossime settimane? Colleghiamoci con Deborah Bellotti. Se è bello fresco, un bel vinello comunque ci potrebbe anche stare, con questa temperatura equatoriale egiziana, direi quasi, ci sta qualcosa di fresco. Con il buon pomeriggio da Sammy Varin ci colleghiamo, come spesso accade, con la signora delle stelle, Deborah Bellotti. Come stai, Deborah? Buon pomeriggio Sergio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Caldamente bene. Ah sì, e con questo clima uno ha anche più voglia di venire a lavorare, perché qui in radio ragazzi c'è un freschetto, sembra di essere a 2000 metri ragazzi, il regista col giubbotto, zanzare zero, quelle poche tramortite non si muovono più e quindi siamo quasi contenti la mattina di cominciare la nostra giornata di controinformazione se non fosse per le notizie che dobbiamo dare, ragazzi. Allora, subito chi ci segue in diretta alle 13:14, poi c'è la replica la mattina presto, ma in quel caso non potete interagire in diretta. Inviate i vostri WhatsApp al 340 6709 659, il metodo più veloce per interagire con noi, per commentare le notizie del giorno. Se poi volete entrare in onda, potete chiamare 0292 94 7222 e dite quello che volete su qualunque argomento. Ti devo dire subito, Deborah, è una prima battuta e te la chiedo umanamente, al di là magari dei pianeti, però magari hai dato una sbirciata anche a quello, su cosa è successo nel weekend e naturalmente stiamo parlando delle Olimpiadi di Parigi. Non guardo quello che sta vincendo, è arrivata la medaglia d'oro, siamo tutti contenti, eccetera, ma parliamo naturalmente di quello che è stato l'aperitivo e quindi questa bellissima festa colorata per inaugurare le Olimpiadi che ha fatto alzare più di un sopracciglio e su questo sono arrivati non so quanti WhatsApp nelle scorse ore. A Parigi l'ultima cena in versione drag queen, ma è la cena di Dioniso, io l'ho scritto più volte sui social e mi hanno risposto i ben pensanti dandomi dell'ignorante, dicendo ero io che non capivo, non c'entravano niente i gay. Infatti più di uno è intervenuto dicendo che siamo noi che vediamo
vediamo gay da tutte le parti, donne barbute e puffi trans. Ma non è vero, ma no, era una rievocazione di un pranzo, di un baccanale. I pagliacci di Macron, un Moulin Rouge multigender. Questi sono alcuni dei commenti alle Olimpiadi di Parigi in versione gay. Vabbè, è carina la cerimonia del Gay Pride, ma quando comincia la cerimonia delle Olimpiadi? Ha scritto un politico italiano. E poi c'è Maria che ci scrive proprio in questo momento: era proprio necessario tutto ciò? Direi di cominciare, Deborah, con una battuta proprio su questo evento molto importante, su questa sensazione strana che ci ha voluto lasciare Parigi. Che cosa ne pensi? Che sensazione ti ha lasciato? Ti dirò Sammy, non l'ho voluto neanche vedere dall'inizio, perché sapevo già che era una pacchianata. Allora, io rispetto le idee di tutti, però quando queste idee, vengono ostentate perché si parla di inclusività, per carità, ben venga, non dico di no, ma quando si, cerca di rafforzare un concetto, di fartelo deglutire, quando bene o male l'80% delle persone, non ti dico che è ancora tradizionalista o ha un'apertura mentale chiusa, okay? No, però dico potevano toccare la tematica diversamente, potevano, presentarla diversamente. Poi ripeto, io, ho visto dai social effettivamente quanto è accaduto. Anch'io al primo momento ho detto: "Ma a me più che l'ultima cena sembra appunto il festeggiamento di Dioniso", però ho detto: "Sai magari sono ignorante, è meglio stare silenti". Ribadisco, l'avrebbero potuta fare diversamente. Personalmente, da quello che ho appreso dai social, mi è sembrata più una carnevalata, ecco, ecco. È vero, d'altronde se fosse stata una cosa normale non avrebbe attirato così tanta attenzione e quindi senza neanche una polemica. Qui ci deve essere per forza una polemica al giorno, altrimenti non sopravviviamo. Radio come la nostra che fa controinformazione. Se non ci sono polemiche, come facciamo? E ricordiamole che queste polemiche poi vanno anche sul sito radiolibertà.net, la nostra radio è anche una radio scritta e quindi ci sono i commenti di questo, di quell'altro editorialista, sbirciate ogni tanto se avete tempo, siete in vacanza. Tant'è signori, parliamo di queste cose così futili, vediamo gay da tutte le parti. Qualcuno mi scrive: c'era pure il vitello d'oro adorato ai tempi di Mosè, che schifezza, eh? Ma Roberto da Monza, ma stai lì a guardare queste cose quando sta per scoppiare la terza, ma forse anche la quarta guerra mondiale, perché qualcuna mi sembra che stia ormai già scoppiando da parecchio tempo. Cosa sta succedendo nel mondo? Allora, da una parte Kamala, e se non ami Kamala, no, sei fuori posto, fuori moda, fuori tempo. Non avete ancora telefonato a Kamala per fargli i complimenti e non chiamate la Kamala, solo perché è nera la chiamate per nome, si chiama Harris. Ma poi c'è anche Netanyahu, e che cavolo succede adesso? Hanno bombardato il campetto, hanno ucciso bambini e adesso ci vuole la risposta a quella che era già una risposta, la risposta della risposta per la risposta. E Zelensky è che lì che guarda e dice: che cazzo adesso se vince Trump, madonna mia, che faccio? Deborah, vediamo un po' la situazione planetaria, cercando di capire che noi naturalmente non la vorremmo una terza o quarta guerra mondiale, e so che tu non hai peli sulla lingua, non ci nascondi nulla e ci metterai sul tavolo la verità. Cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni? Allora, precisazione, la Harris è indiana. È per metà indiana.
Quindi Certo, c'è questa cosa che è un po' scura di carnagione, uno la vede subito, afroamericana, cioè non diciamolo più questa cosa, continuano a scrivere da tutte le parti, a bradire, a bradare, però il fatto di essere un po' abbronzata, come diceva Calderoli vabbè, un ma tempo. siamo anche i nostri meridionali, caspiterina, che appena escono fuori diventano color cioccolato, cosa dobbiamo fare? Sì, io Vabbè, c'ho mia figlia Tabata che appena prende un po' di sole, ragazzi, diventa una negra. Signore, Sammy Varin, non cioè, sarai razzista verso tua figlia, figlia di cotanto padre. Va bene, mi zittisco. Prego, prego, Deborah. allora, parliamo di questa Kamala che ovviamente è uscita fuori all'improvviso grazie alle dimissioni di Biden appunto dalla corsa elettorale. Guarda Sammy, io dirti che ci sia effettivamente, come ti posso dire, che abbiamo ad oggi il presidente o la presidentessa, ok? Onestamente ti dico, è ancora tutto da decidere. Primo perché Kamala si troverà a gestire una situazione stressante e nervosa già dalle prossime settimane. Settembre sarà per lei un mese stanchissimo e pesantissimo e non è detto che quelli del suo partito potrebbero non appoggiarla. C'è la mera possibilità che possa diventare la nuova presidente degli Stati Uniti d'America, ma ti garantisco che è ancora tutto da decidere. Difatti, fino all'ultimo potremmo vedere sorprese, cambiamenti, succedere un qualcosa, quindi sarà difficile. Io penso che per capire effettivamente chi ricoprirà quella carica dovremo proprio aspettare la settimana che va dall'1 al 5 di novembre, 5 giorni in cui ci saranno appunto le elezioni. Ribadisco, Trump è strafavorito. Qualora lei dovesse eventualmente diventare la nuova presidente degli Stati Uniti d'America, io ci leggo tanto delle manine nere dietro, ma tante situazioni non chiare, Oh, anche perché ci ha sarà detto un... manine nere, avete sentito? Ha detto manine nere, ma chiaramente noi prendiamo distanze da queste accuse razziste, ci mancherebbe le manine nere, assoluta, qui Sì, di nero non c'è nessuno, io sono vestito di bianco, come potete notare, ho la felpa con il lupo, ma è tutta bianca, si scherza, ma attenzione, io quello che mi stanno anche scrivendo adesso, non sulle manine nere, ma chiedendo ma com'è possibile che prima Trump era super favoritissimo, Biden, cioè è arrivata questa che non ha fatto un cacchio in questi anni, era assolutamente zittita, probabilmente anche dalla bravura superiore di Biden, e adesso che è arrivata lei è pompata in questo modo dai mass media, quelli importanti, ma naturalmente anche dagli altri politici americani e non soltanto, e addirittura arriva quasi a superare Trump nei sondaggi. Tutto questo è finto, eppure, sì, eppure è finto, è fintissimo, perché le capacità onestamente questa donna non ne ha. Adesso io ti parlo a livello di tema natale, è una persona che fa molta confusione. È vero che nasce sotto il segno della bilancia, un ascendente in gemelli, ha una luna soprattutto in ariete che la predispone a essere leader, però in questa luna ci si vede anche molto l'arroganza o comunque il fatto di una donna che non sempre segue le regole, non sempre segue quello che le viene detto o che eventualmente deve dire. Io da questo punto di vista ribadisco, qualora dovesse diventare lei la prima presidente donna americana, la vedo molto, molto dura o come ti ho detto prima, queste manine nell'ombra che comunque hanno i brogli, che comunque ci lavorano sotto. Trump da quel punto di vista è sempre strafavorito, però c'è sempre il mio però.
E che poi tra settembre e e poi ottobre. Mi scrive Carola e questa è sempre contenta, scoppia sempre di felicità la Kamala e addirittura ogni tanto trasmettiamo il clip, fa ridere anche noi, fa ridere anche gli altri, il suo modo allegro di ridere è contagioso, quindi sai, ridendo e scherzando magari uno la vota pure. Guarda, Sammy, mi ripeto, vediamo cosa succede tra settembre e ottobre, perché ci saranno dei cambiamenti planetari, soprattutto il mese di ottobre vede un Marte opposto a Plutone, quindi c'è questa corsa al potere sfrenata. Settembre per lei indica comunque problemi dal punto di vista del partito, quindi ci saranno persone che non sono d'accordo con lei, probabilmente emergerà fuori qualcosa legato a lei oppure farà uno scivolone. Questo. Ottobre, anche lì prendiamolo con le molle, io direi che tra, guarda, mi verrebbe da dirti, tra i due litiganti il terzo gode. E quindi? E quindi mi manca il terzo, cioè, allora Kennedy potrebbe essere fuori, però se, attenzione, succedesse qualcosa a Trump, perché tra il 22 e il 28 di agosto quest'uomo è ancora a rischio attentato, ci sarebbe Vance. Ah, santa polenta, ragazzi. Senti, abbiamo ancora 2 minuti e facciamo in tempo anche a dire qualcosa. Adesso viene fuori l'Ucraina, Kiev pensa a un patto con Trump. Vabbè, va bene, ne parliamo più avanti. Ma come funziona in Medio Oriente? Cosa sta succedendo? Adesso ci sarà la vendetta della vendetta Netanyahu. Che facciamo? E niente, facciamo che praticamente in questo periodo sta valutando le sue azioni, le sue strategie. Ancora una volta ti ribadisco, fine agosto, settembre, mesi bollenti, questo sicuramente non si ferma. Eventualmente, se dovesse essere fermato da qualcun altro, ma perché o viene fatto fuori o che cacchio ne so, succede qualcosa, aspettiamoci sempre tra gli inizi di settembre e la metà di novembre. Comunque aspettiamoci un attacco delirante perché quest'uomo non ha nessuna intenzione di mettere giù la testa. E noi naturalmente preghiamo che ci sia una situazione magica, un Deus ex machina che scenda e che faccia capire a tutti che dobbiamo fermarci. Chiaramente Deborah Bellotti, signora delle stelle, è a vostra completa disposizione, lo dico per i nuovi ascoltatori e se c'è qualche compleanno, qualche ricorrenza e volete fare un regalo particolare, signori, la signora delle stelle vi fa una previsione personalizzata, pagando si intende, ma il prezzo è così modico che ne vale veramente la pena. Per cui, Deborah, diamo il tuo contatto perché giustamente volesse avere una previsione di quelle belle verso un parente, un amico, verso se stesso, da regalare con questo caldo incipiente che ogni giorno aumenta, dici guarda cosa ti ho fatto fare, non l'avresti mai pensata, prevediamo il futuro. Deborah, il tuo contatto. Il numero di telefono è il 333 13 39 765. E naturalmente noi ci risentiamo nelle prossime settimane, speriamo anche che arrivino pure quelle, chissà mai, le buone notizie. Grazie Deborah, buona estate. Un abbraccio a tutti, ciao Sammy!
Questa è house music, ma non solo house music. Ragazzi, li stiamo seguendo da un po' di mesi perché meritano e ragazzi stanno avendo un successo pazzesco che forse non si aspettavano neppure loro, o forse se lo aspettavano. Si chiamano House Down Funk, scritto House Dome staccato Funk. Questa è nuova, nuovissima, On My Way, un pezzo che ha 3 firme. La prima, quella di Loris Palmieri. Ciao Loris! Ah, buonasera, ciao. E ciao produttore, musicista e tecnico del suono, ben ritrovato Loris, ma Ciao, ciao insieme a Sammy. te anche la firma di Jay Jones. Ciao! Hey Sammy, how you doing, buddy? Ehi là, ehi Tutto a là. posto? Voce incredibile, in altri pezzi ragazzi ci fai sognare, ma adesso parleremo anche di questo pezzo dove ci sono tutte e 3 le firme, anche quella con la voce soprattutto di Silvia Savagnone. Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. È piacere avervi tutti quanti Sempre con noi nostro. e chiaramente chi ci guarda in video, canale 252 della Smart TV o sui social può sbirciare tutti e 3 da 3 luoghi differenti, ma dove fa base questo gruppo che si chiama House Dome Funk? Io so che la Silvia lavora in un negozio, forse a Monza se non sbaglio, giusto Silvia? Monza? Monza, l'ho tirato a caso, no? Dove? No, allora diciamo che non c'entriamo nulla, ma siamo tutti residenti a Rieti, diciamo, Rieti e vicinanze. Lì vicino, appunto, vicino a Monza, esatto. Loris Di Monza. Estremamente a sud di Jay Monza. Jones, siete tutti intorno a Rieti, quindi. Sì. Yes, sir. Anche se siamo un po' tutti e 3, diciamo, di altre origini, soprattutto Jay. Yeah. Il Jay ragazzi ha un'origine canadese, ma soprattutto un timbro, un'inflessione che dà anche quella patina di internazionale che ci vuole in questi casi. Loris, come li hai messi insieme questi personaggi? Perché qui sta anche È stato un caso. la bravura e il culo, Tra appunto. l'altro io sono di Vimercate, quindi sono nato a Vimercate, quindi ufficialmente sono padano. C'era sta cosa di Monza, io mi ricordavo sta roba, vedi, mica infatti. me l'ero sognata, te si chiedi Io ho pas da abitato a Monza. Monza. Certo, poi hai Senti, capito. quando noi raccontiamo un po' come è nato tutto, sembra una barzelletta, no? Tipo, sai quelle che iniziano? C'è una romana, un milanese e un canadese che si sono incontrati a Rieti. È da far ridere. Esatto. Loris, racconta, No, come beh, li hai messi la insieme? storia è sempre la stessa. Ho organizzato un corso di tecnico del suono di produzione musicale a cui Jason ha partecipato e quindi da lì è nato il progetto. Appena ho sentito la gran voce che avevo sotto le mani ho detto facciamo un gruppo. E invece Silvia era già una conoscenza, nel senso che era un'amica della mia compagna, quindi insomma mi ha detto io so cantare, dico fammi sentire qualche cosa. E da lì sono rimasto stupito, è nata prima Tiny Dancer, che è stata la prima collaborazione dove cantano entrambi, quindi sia Jason che Silvia, e poi questa qua è la prima traccia invece solamente di Silvia. Adesso ci racconta un po' da cosa è nata questa canzone. Eh sì, e soprattutto perché è potente e a sentirla uno dice ma chi è Silvia Savagnone? Ma questa è una voce molto più famosa, cioè davvero le capacità e la bravura che ti porta fuori dal normale in giro per il mondo e infatti poi ci direte i vostri pezzi stanno avendo un successo planetario e fa piacere, ripeto, in questo mare di lacrime musicali dove siamo inondati di schifezze, di porcherie, c'è ancora qualcuno che sa scegliere. Silvia Savagnone. Grazie, intanto Sammy, grazie per i complimenti. E questo è un pezzo che, come praticamente quasi tutti, nasce on the road, perché quel tragitto da casa al lavoro e viceversa è proprio il mio momento. Sono sola, c'è la strada, quindi metto sulle cuffie, rec per il registratore appunto sul cellulare,
occhio sulla strada, e è lì che compongo, cerco di dare parole a dei sentimenti che ho dentro. E poi il passaggio successivo, come sempre, è Loris, guarda, io voglio far trapelare questo da questa canzone. Quindi lui comincia con proprio tutta la produzione musicale, e fino a che arrivare poi a Jay, passando per Jay, dove corregge tutte un po' insomma, le parti in inglese, oppure da qualche parte slang, su qualche frase che si può riassumere magari con un'unica parola. E quindi c'è sempre un po' la mano di tutti, è itinerante, i nostri pezzi sono itineranti, c'è sempre lo zampino di tutti. On My Way nasce in un momento in cui non ero proprio soddisfatta di quello che ero, di quello che stavo subendo. E quindi un po', diciamo, una sorta di urlo di rivolta al non lasciarsi opprimere dalle situazioni che non ti piacciono, e soprattutto di allontanarti dalle persone che vogliono vederti un po' perdere, vogliono vederti cadere in basso, ed è anche appunto una sorta di monito, perché non è mai troppo tardi per splendere. It's time to shine, it's not too late. Hai capito? Non è bergamasco, stavamo guardando sul dizionario, dice ma no, chiedetelo a Jason Owen Jones, Jay Jones, che se ne intende, ma soprattutto Jay, cosa trasmette la tua musica? Perché questo pezzo c'è la Silvia Almeno Savagnone. entusiasmo, se una mancanza di talento, che come diceva Silvia, non è mai troppo tardi. Io ho una certa età ormai, però la prima volta che mi metto al palcoscenico a provare a fare qualche canzone insieme ai buoni amici, sta tutto lì, insieme che facciamo, la musica esce spontaneamente più spesso che no, che con l'amicizia fai strada, insomma. Cioè, capite, ragazzi? Questi hanno fatto un cocktail bellissimo dal punto di vista musicale per puro culo. Cioè, gli è andata bene, ma non una volta, non due volte, non tre volte, perché c'è un intero EP da scoprire degli House Dom Funk, scritto House Dome, tutto attaccato Funk, perché sennò non è facile trovarvi. Una canzone più bella dell'altra che trascinano nell'house music, ma dicevo prima non soltanto nell'house music. Io penso che ognuno di voi porta qualcosa di differente dal punto di vista musicale, e non soltanto. Abbiamo sentito la Silvia, voce splendida, ma dovete sentire Jay Jones, ragazzi, cioè la sua voce è veramente potente, un qualche cosa che poi, se avete un impianto buono, e adesso dico quasi un'eresia, perché avere un impianto stereo buono di questi tempi, quando si ascoltano gli MP3, gli MP4, vabbè, la sen sta, come si dice a Milano, però quando c'è qualcosa che rende musicalmente, un paio di cuffie, le cuffie ancora, quelle che funzionano, se senti l'audio in WAV, c'è qualcosa di diverso in questa musica. E allora ritorno su Loris Palmieri. Loris, quale cocktail è? A chi è destinato? So che voi non volete avere una sola direzione, ed è proprio per questo forse che la vostra musica sta così tanto piacendo, e le visualizzazioni, gli ascolti aumentano giorno dopo giorno. Loris Palmieri. Allora, io ti volevo dire questa cosa. Allora, noi adesso stiamo un pochino cambiando lo stile, nel senso che quello che è stato è musica elettronica, però quello che stiamo facendo adesso è cambiare un po' di cosette, nel senso che vogliamo fare degli EP dedicati a diversi generi musicali. Ora, il prossimo EP sarà dichiaratamente anni 70, cioè nel senso che Jason ha fatto una canzone su una base che io avevo preparato, che si chiama Today, che diciamo che è la prima canzone pronta, però l'EP penso che uscirà ai primi di settembre. Quella canzone aveva bisogno di sonorità anni 70, quindi abbiamo usato
chitarre, cioè comunque siamo anche musicisti, quindi non è solo musica elettronica. Quindi abbiamo usato chitarre, organi Hammond, varie sonorità che vanno a riprendere quello stile lì. E Today sarà la prima canzone. Poi ci sono altre canzoni che sono molto più sperimentali, un po' Velvet Underground, Nico, questi artisti qua. Dovrebbero essere 6 canzoni o 5, adesso vediamo come fare. E quello è il primo, diciamo, il prossimo scalino che faremo. E poi c'è un altro invece passaggio successivo che sarà quello di fare un EP dedicato alla musica dark new wave anni 80, insomma. Questi sono i progetti futuri. Quindi al di là di quello che è la musica dance, ora domani esce un altro brano dance comunque, anzi quasi techno, diciamo, dove in realtà cantiamo tutti e tre, cioè sono le voci di tutti e tre, quindi c'è anche la voce mia. Però diciamo che il progetto futuro è quello di fare, di prendere un po' delle sonorità, tra virgolette, vecchie, che non sono vecchie, perché adesso sarebbero ancora più nuove di quello che sono 10 anni che ascoltiamo le stesse cose. Quindi stiamo riprendendo quelle sonorità lì, ma c'è anche un discorso di studio a livello di mastering proprio delle tracce, cioè fare in modo che la traccia suoni esattamente come suonavano allora. Quindi non è solo un discorso di sonorità, ma è proprio una ricerca di tecnicismi che si usavano, cioè, a livello proprio di processo, cioè processamento dei suoni per arrivare a quel risultato là. Quindi, insomma, questi sono i progetti. Poi c'è un'altra novità che voglio dire, ho aperto un'etichetta discografica insieme a un socio, a Marco Quesiti, e quindi Vacuna Records, @gmail.com, se volete inviarci musica nuova, ripeto, musica nuova, cioè non vogliamo sentire cose strasentite, cioè astenersi trapper. Sì, roba cantautorale solo suonata, non vogliamo sentire cose già sentite. Questo è l'obiettivo. Quindi niente, queste sono le novità. E dici niente. Ho parlato troppo? No, anzi ci piace, state ricevendo tanti complimenti, ma soprattutto gente che mi scrive e qualche live, cominciate a pensare di fare qualcosa dal vivo, e io lo ricordo sempre, gli artisti indipendenti non li trovi nei palasport, ma li trovi nei locali, li trovi nei piano bar, creano atmosfera, ma li devi vedere, li devi toccare, non devono essere delle icone piccole così da vedere là in fondo, sono da vivere. Non piace neanche a noi. Diciamo che stiamo studiando per dare il meglio. Abbiamo ricevuto qualche invito per fare tutta roba nostra senza dover ricorrere ai cover classici, insomma. Esatto. Sì, stiamo aspettando di avere una quantità di canzoni tali che non siano solo elettroniche, perché le canzoni nostre sono comunque sempre suonate, perché c'è il basso, c'è sempre suonato, anche le parti di sintetizzatore sono suonate, c'è il sax, c'è la roba, cioè, però comunque non vogliamo portare sul palco delle basi, quindi vorremmo cercare di fare, per quello, anche per quel motivo, stiamo diventando un po' più acustici, però è solo un fatto di sound. Poi dopo... Work in progress. Noi vi aspettiamo, perché la vostra musica ci piace ai nostri ascoltatori house, dawn, funk, su tutti gli store digitali, anche su YouTube c'è anche un video bellissimo da sbirciare, ma chiaramente appena uscite, domani, dopodomani, quando esce il nuovo pezzo, fatemelo avere, perché io lo programmo certamente dalle 13 alle 15, quando va soltanto musica indipendente, roba buona, introvabile. Signori, non possiamo veramente che fare i complimenti a Jason Owen Jones, J. Jones. Siamo innamorati della tua voce. Grazie tantissimo, Sami. Sempre così accogliente.
Complimenti a Silvia Savagnone. Silvia, anche tu veramente Grazie. specialissima. La tua voce, la tua immagine musicale esce dai soliti connotati italiani e fa il giro del mondo, per cui è bellissimo in questo caso l'apporto di internet che può fare magie Grazie e ti mille. può far sentire celebre in tante zone del mondo. Grazie Silvia Grazie Sammy, Savagnone. grazie mille. E naturalmente Loris Palmieri, l'ideatore di tutto ciò, avete sentito, ora anche questa Maestro. etichetta che dà la possibilità a chi ha delle idee di poterle produrre, di poterle amplificare. Grazie Loris Palmieri, buon lavoro a tutti e tre. Grazie mille, buon proseguimento. Have a good one, Sam. Ciao. Ciao, gli House Don't Funk vi danno appuntamento sulle nostre frequenze, certamente, perché quando c'è Sammy Varin, vi dicevo, tutto ciò gira automaticamente ogni mezz'ora. Abbiamo in onda un artista indipendente, tra pochissimo ne avremo un altro, ma intanto, certo, riapro le linee. Chi ci segue in diretta può chiamare 0292 94 7222, entrare in onda con me e dire quello che gli pare su qualunque argomento, anche tramite WhatsApp 340 6709 659, il nostro numero per commentare i fatti del giorno, e certamente da commentare ce n'è, e mentre parlo io poi succedono pure cose. A Firenze la finanza sequestra 41 milioni a un imprenditore russo. E questa notizia curiosa, devo dire che il Corriere della Sera mette proprio in apertura. Vediamo invece su Repubblica: aggirare la Brexit per i giovani, si studia un accordo per la libera circolazione dei ragazzi tra i 18 e i 30 anni, quindi divise le due testate più importanti, nel senso che non ci sono notizie così gravi, per fortuna. È un problema di tutti quanti andare in Gran Bretagna, in Inghilterra, da quando se ne sono andati via è effettivamente tutto più complicato. Addio Erasmus, soprattutto per tanti ragazzi. Poi il Venezuela: Maduro riconfermato presidente con il 51,4%, ma ci sono polemiche anche qui. L'opposizione contesta: abbiamo vinto in modo travolgente. Oh signor, e allora come mai? Dal governo di estrema destra attacchi senza precedenti. Report europeo sulla libertà di stampa che boccia ancora l'Italia, signori. Telemeloni, chiaro, Telemeloni, e poi Telemeloni che vede gay da tutte le parti. È vero, è tutto vero. Poi Kamala, certo, parla anche l'autore del premio Pulitzer, che dice: perché Kamala Harris può diventare presidente, voilà, pure lui. E pure la Francia, certamente, dopo il Gay Pride, è un altro sabotaggio importante. Sabotate reti della fibra ottica in 6 province, tranne Parigi, quindi la diretta delle Olimpiadi e salva. Arrestato un attivista di estrema sinistra per gli attacchi ai TGV, così riferiscono i media francesi citando una fonte della polizia. Interessate 6 province, identificato un certo numero di persone che potrebbero essere responsabili. Quindi l'estrema sinistra, non la destra, voi siete eravate pronti a dare la colpa alla destra, l'estrema sinistra avrebbe fatto tutto ciò. E poi naturalmente la Senna, che figura, che vergogna, insomma, ci avevano fatto il bagnetto e adesso col cavolo nessuno osa entrarci. La Senna è ancora troppo inquinata, valori di batteri alti, nuove analisi, rischio di un altro rinvio. Aspetta e spera. C'è una telefonata? Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Sammy. Carissimo. Ti ho girato poco fa tramite WhatsApp da fare ascoltare con grandissimo piacere Arnaldo Ciato, l'Osteria Padana del Jazz, quella che è grandissima musica. Ne ho parlato anche con Giulio e mi ha detto che sarebbe una cosa giustissima a costo zero, a far sentire i capolavori dell'Osteria Padana del Jazz, del grandissimo Arnaldo Ciato, che è stato veramente lui un grande artista e compositore, a dispetto di tanta, quello che si sente in giro. Poi per quanto riguarda il resto,
è meglio stendere un velo pietoso, perché qua continuiamo come diceva Paul Valéry, che è un grande poeta francese, diceva che l'arte della politica è fare in modo che i cittadini non si interessino in ciò che li riguarda e farli interessare, io te lo dico con le mie parole, alle belinate, come si dice a Genova. Qua stiamo continuando a parlare Kamala Harris e qui e là, su e giù, quando abbiamo dei problemi di tutti i giorni che ci stanno creando. Vedi ultimamente il Quirinale cosa ha detto, no? Riguardo alla von der Leyen, che è la benedetta, per fortuna che ci sarà. Ecco, noi dobbiamo cercare in tutti i modi di disintegrare questa porcheria europea, perché sennò ci disintegra noi. E basta vedere quello che ha detto Erdogan, il turco, a proposito di Israele, che bisogna fare come abbiamo fatto con il Nagorno-Karabakh, che qua ci si dimentica tutti, altro che Olimpiadi, le Olimpiadi della disonestà, della vigliaccheria e della ignavia. Io tra l'altro non le guardo assolutamente le Olimpiadi, perché fa veramente schifo, non è più sport, è porcheria allo stato puro. Porcheria allo stato puro, grazie, anche grazie della bella idea. Arnaldo Ciato, storico conduttore su queste frequenze, ci ha tenuto compagnia per tanti e tanti anni con l'Osteria Padana del Jazz. Sarebbe una bella idea riproporlo. A tra poco.
Beh, io non so se preferite la versione originale Lionel Richie. Hello. Beh, questa è comunque una versione coi fiocchi e controfiocchi, anche perché lei si chiama Giulia Falcone. La seguiamo ormai da qualche annetto, giovanissima, deve aver appena compiuto i 18 anni, già da un paio d'anni che sforna ogni mese una nuova cover e anche qualche inedito. È italo-francese, ha partecipato a dei contest in Francia, ma qua in Italia ancora nulla. È però seguitissima sui social. Se digitate Giulia Falcone su Facebook o su Instagram, guardate quanti follower. Noi la seguiamo e la trasmettiamo puntualmente quando esce qualcosa di nuovo, che è comunque sempre di vecchio, perché fa prettamente cover. Brava Giulia Falcone, che ci ha portato alle 14:11 minuti. Segui la Lega. Cari fratelli di Radio Libertà, prima di tutto un grande saluto a chi si trova in vacanza. Abbiamo visto quante partenze nel weekend, mica poi tante però, e sono andato sabato pomeriggio all'Esselunga. Sarà che c'erano 40 gradi, erano tutti lì e insomma mi sembravano piuttosto biancucci, bianchini, per essere tornati dalle vacanze. C'avevano poco di quelli tornati dalle ferie. Fatto sta, in molti certo è il momento, buone vacanze, buon riposo, ma ricordate che la nostra radio è bello avere la tecnologia, la potete portare in vacanza con voi. Come? Scaricando l'applicazione di Radio Libertà sul vostro telefonino, sul vostro tablet, tranquillamente ci ascoltate, per quelli che non vanno in ferie, poi anche a Milano in metropolitana. Sì, perché c'è internet per fortuna e c'è anche l'opzione auricolari e cuffiette, così non sentite il rumore della metropolitana. Ma è ancora più bello sentire Radio Libertà per i monti, per le valli, attraverso il sistema DAB che ormai arriva veramente quasi dappertutto. Se avete un'auto recente, controllate sulla vostra automobile cliccando i tastini. Ci sono ormai tastoni anche grossi, non c'è più solo la banda FM, ma c'è anche la banda DAB, scritto DAB, e nella banda DAB ci sono tante nuove radio, quella che fa jazz, quella che fa musica anni 70-80, quella che parla. Noi siamo tra quelle che parlano e anche tanto, non diciamo quasi mai preghiere, ma qualche parolaccia. Radio Libertà, siamo in ordine alfabetico, Radio Libertà, nella banda DAB dell'autoradio. Poi invece in televisione, se andate in ferie in una casa in affitto o in albergo, canale 252 del vostro televisore. In tutta Italia si ascolta Radio Libertà e se il vostro TV è collegato ad internet appare il faccione di Sammy Varinone, eccolo lì. Ci sono e mi fa piacere certamente quando scrivete, fate i complimenti per cosa indosso oggi, la bellissima felpa con il lupo che ormai è diventata scenografica, la metto appositamente per voi, so che mi fate i complimenti. Parliamo di cose serie, signori, è solo l'inizio della settimana, ma cominciamo già a parlare di weekend, è minimo, anche perché il weekend con la Lega è sempre bello tosto, ci sono 40 gradi, ma quando si mangia qualcosa di buono in compagnia, parlando di buona politica, tutto va meglio. Avete segnato in calendario che questo weekend c'è la festa della Lega, Festival Lago e Valli, una festa provinciale a Colico sul lago in provincia di Lecco. Saremo tutti al Palalegnone di Viale Padania 1, 2, 3, 4 agosto con servizio ristorazione e orchestra tutte le sere. Bellissima idea, soprattutto perché non mancheranno i big della Lega. Festival Lago e Valli a Colico, Palalegnone 1, 2, 3 e 4 agosto, un'ottima idea per fare un weekend
al freschetto del lago e mangiare cose squisite. Avremo modo di parlarne nelle prossime ore, arriveranno ospiti proprio per parlare del Festival Lago e Valli. Altro festone da non mancare in agosto è la storica Pontida, che non è la Pontida nazionale, ma la festa della Lega a Pontida, dall'8 al 15 agosto anche quest'anno. Lega Isola e Valle San Martino vi invitano al 26esimo appuntamento con la festa di Pontida. Naturalmente presso l'area feste di via Convento, un'ottima idea per chi non c'è mai stato, conoscere questo bellissimo paese in provincia di Bergamo senza il casino della Pontida che ci sarà invece più avanti. Avete sentito ormai la data? Domenica 6 ottobre, Pontida 2024, e questa è la Pontida nazionale. Qui arrivano davvero da tutta Italia, formando codoni ovunque, soprattutto sulle statali. E questa naturalmente è la data più importante dell'anno, alla quale non mancheremo neanche noi di Radio Libertà, con una speciale diretta e soprattutto con il nostro stand. Domenica 6 ottobre, se sarete dei nostri, veniteci a trovare al gazebo di Radio Libertà in quel di Pontida. Spiedo Padano, anche qui la presenza di Radio Libertà e anche qui la presenzona di Sammy Varinona. E certo, non mancherò allo Spiedo Padano di domenica 8 settembre a pranzo a Rovato in provincia di Brescia, presso il Foro Boario in zona Mercato. Ci sarà Sammy Varin, ci sarà il Marco Grimoldi che tanta roba vi prepara tra i gadget. Mi dice che sta preparando gli orologi di Radio Libertà, ma di più, orologi autografati. Cioè va a beccare i big tra gli speaker, i giornalisti di Radio Libertà e gli fa fare la firma all'interno dell'orologio. Io non so come farà tecnicamente, però sono pronto a firmare qualunque cosa, basta che non siano cambiali. Io firmo. Festa della Lega, un'altra festona in provincia di Bergamo questo weekend, dal 2 al 4 agosto siamo a Ghisalba, Bergamo, presso l'area feste di Ghisalba. Anche qua ragazzi, questi sono professionisti a fare feste. Venerdì 2 si balla con l'orchestra Franco e Mari, sabato 3 l'orchestra Odeon, domenica 4 Armido e le Donzelle, o sono anche le donzelle, ma soprattutto la domenica, lo sapete, c'è anche il pranzo. E proprio domenica 4 agosto arriva a cena Matteo Salvini, niente male, avete segnato? Domenica 4 agosto Matteo Salvini alla festa della Lega di Ghisalba in provincia di Bergamo. È chiaro che poi il nostro segretario si divide tra quelle del sabato e quelle della domenica, insomma, se non lo trovate la domenica lo trovate il sabato da qualche altra parte. Trump e dice tutto questo cartello. Ho detto a Zelensky che dobbiamo porre fine a questa guerra. Molti russi sono stati uccisi, molti ucraini sono stati uccisi, è un disastro completo. Questo non sarebbe dovuto succedere. Biden non avrebbe dovuto permettere che ciò accadesse. Questa è la frase degli scorsi giorni di Donald Trump, mentre si stanno parlando certamente e siamo curiosi anche di sapere che cosa dice Zelensky a Trump. Staremo a vedere, staremo a sentire, soprattutto speriamo bene. Altra notizia di controinformazione è questa diffusa da Matteo Salvini poco fa. Bologna, il capotreno chiede il biglietto, lo straniero gli dà del razzista e lo massacra. Non è la prima volta che succedono queste cose, ti danno del razzista se gli chiedi il biglietto e a questo punto i capotreni hanno sempre più paura a chiedere il biglietto se sei un po' scuro di carnagione. E qual è la soluzione? O diventiamo tutti dei negretti, ci abbronziamo in modo particolare in vacanza e quindi possiamo viaggiare senza biglietto. Non scherzare, Sammy Varin, non scherzare. L'unica cosa da fare in questo caso per il signore è l'espulsione.
espulsione. Sbattiamolo a casa. Batosta per la Boldrini. Il Senato boccia il linguaggio boldriniano. Come osate? Sono sempre quegli omofobi, quella gentaglia che vede gay da tutte le parti, soprattutto alle Olimpiadi di Parigi. Il Senato boccia il linguaggio boldriniano. Niente ministra, senatora, presidenta e cazzate varie. Magari, sogna. E invece avete sentito, alla fine la Boldrini la spunta sempre, perché se non la pensi come lei sei omofobo. E poi c'è questo Fabio Salamida, che non conosco, ma deve essere uno molto intelligente, che dice: se continuate a chiedervi perché scassino tanto la minchia con la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi, ricordate che non sanno bere dalle bottiglie col tappo di plastica che non si stacca. Mi sento offeso, perché anche io, devo dire, ci litigo ogni giorno con questo tappo della bottiglia che non si stacca. Te lo giri, te lo rigiri, ma te lo ritrovi sempre nel naso, e se devi versare l'acqua puntualmente la versi sulla tovaglia. Ma siamo noi omofobi che non capiamo niente. Va bene. Cosa ho ricevuto? Guardate qua, a proposito di festa della Lega, a proposito della festa di Colico in provincia di Lecco, questo weekendone, quando arriva Matteo Salvini al Palalegnone di Colico questo venerdì 2 agosto. Uella! Matteo Salvini arriva a Colico ore 20:30 al Palalegnone questo venerdì 2 agosto alla festa della Lega. Ottima notizia, che uno, sai, se lavora in zona esce dall'ufficio e non va a casa, telefona alla moglie: ciao moglie, e io vado alla festa della Lega di Colico, me ne sto lì tutta la sera e non è male. Controinformazione pura, questa è roba che non gira da nessuna parte. Mi chiedono chi è, non lo so, e però vi faccio sentire qualche minuto di questo parere disinteressato sull'inaugurazione delle Olimpiadi in Francia. Sentite. Ragazzi, che ribrezzo, che abominio, un insulto al cristianesimo, il riflesso di un'umanità malata, deviata, il riflesso del degrado occidentale. Ieri, alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi lì in Francia, i francesi che cosa hanno pensato bene di fare? Di riproporre in un quadro l'ultima cena di Leonardo da Vinci, e sopra hanno messo un'altra immagine con tutti travestiti, personaggi occulti, e anche una bambina incastrata, cioè in mezzo a queste persone. Un insulto, un abominio del cristianesimo, anche il riflesso della pedofilia, c'è di tutto, cioè ci rendiamo conto. E poi, scusatemi, il Papa va a fare il processo canonico a Monsignor Viganò per scisma? Cioè, ma noi siamo Occidente, lo schifo dell'umanità. E poi mi dicono che non sono dei satanisti. Beh, vedendo quelle immagini ieri ti viene da fare in nomine Patria e che Figli e che Spiriti Santi. Amen. Perché c'è tutto, ragazzi, c'è tutto. Nulla ha a che vedere con l'elegante cerimonia di apertura che si è tenuta nel 2014 nella città russa di Sochi. Adesso capiamo bene perché l'Occidente sta facendo la guerra alla Russia, tra tutte le altre cose. Perché la Russia sta combattendo questo male. Che orrore! Tu pensa che i poveri bambini che hanno visto le immagini ieri, tutti contenti pensando di guardare le Olimpiadi, che opinioni si sono fatte?
Chissà quanti bambini saranno rimasti terrorizzati e avranno pianto. I gomblottisti filorussi appaiono su Radio Libertà. Noi siamo senza alcun tipo di censura, ragazzi, ci mancherebbe, perché io dico sempre la verità sta nel mezzo. È chiaro, questa cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha colpito un po' tutti noi, ma qualcuno inizialmente mi ha anche detto ma che bella, che è stata proprio bella, robe gigantesche eccetera. Poi mi sono accorto che quelli che l'avevano vista non ci vedevano tanto bene, probabilmente hanno visto da lontano, no? Non hanno fatto caso ai personaggi che animavano quella cena baccanale. Ed ecco qua il cartello, ma lui è un altro gomblotista, è Diego Fusaro, che ci scrive boycott Olympic Games, perché l'ultima cena dei travestiti proprio non la vogliamo, ma non voleva dar fastidio a nessuno il tizio lì, qua ha chiesto scusa. Torniamo in Italia invece, mai parlare di aborto, di famiglia a Bologna. C'è successo anche a noi della Lega e tante volte siamo andati a fare manifestazioni a Bologna, ci rinchiudevano nella piazzetta, non potevamo uscire perché se uscivamo ci legnavano, o quelli ancora adesso che fanno un banchetto sotto i portici, se non c'hai la Digos a fare la guardia, non ne esci vivo. Guardate cosa hanno detto e fatto agli amici di Pro Vita e Famiglia. Certo, questi se la vanno a cercare, andate a Bologna a fare una manifestazione, guardate che casino. Siamo qui a Bologna per la seconda tappa del tour di Baby Olivia. Quanto accaduto è veramente di una gravità inaudita. Mentre proiettavamo il video, sono arrivati i centri sociali, le femministe, i collettivi, accompagnati anche da consiglieri del PD e di liste civiche per disturbare la nostra manifestazione. Le sentite ancora, sono qui accanto a noi, stanno urlando. Vedete anche dobbiamo avere la scorta della polizia dietro di noi. Grazie agli amici antidemocratici che sono venuti qui oggi a manifestare la loro ignoranza scientifica. Benvenuti a Bologna. È inutile che ignorate la vostra ignoranza. È inutile. Questa è la vostra... Questa è la vostra democrazia. Certamente Pro Vita e Famiglia vanno a far vedere questi bambini mai nati in video alla città di Bologna. Siamo matti, aborto libero a Bologna. Ci fermiamo, certamente, ricordando naturalmente a tutti quelli che vogliono approfondire la controinformazione di Radio Libertà che abbiamo un sito internet, radiolibertà.net, la nostra radio è anche scritta. Quindi le notizie che vi racconta Sammy Varin poi le trovate anche scritte sul sito radiolibertà.net, confutate, commentate dai commentatori che normalmente non vedete in televisione, sui soliti canali, eccetera. Quindi è una controinformazione che vi fa pensare ancora una volta che la verità sta nel mezzo. A tra poco. Amo. Perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche e cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis, vi rubo 2 minuti e mezzo, vado veloce. Oggi voglio parlarvi del nostro prodotto straordinario che in autunno voi direte sì però Alberto Acerbis devo andare sotto l'ombrellone, sto preparando la valigia, sto mettendo le calze nella valigia, tu mi parli di settembre-ottobre, ma per forza, sto parlando di Broncofree, la soluzione, lo sciroppo alla bava di lumaca che combatte in maniera naturale e non chimica tosse grasse, tosse secca, fluidifica il catarro per facilitare l'espettorazione. Perché te ne parlo adesso? Te ne parlo adesso perché noi lo stiamo preparando in formulazione, essendo un prodotto importante e naturale, con la consegna di fine settembre, primi di ottobre. Ok, quindi se volete un consiglio, chi lo conosce già lo sta già prenotando come tutti gli anni, prenotatelo adesso, chiamate 030 68 44 08.
Broncofree è la soluzione alla bava di lumaca che serve per calmare tosse grassa, tosse secca e facilitare l'espulsione del catarro. Come? La bava di lumaca ha questa grande proprietà di fluidificare il catarro, renderlo meno denso per facilitare l'espettorazione. Il timo, la verbena, pensate che roba, il timo, la verbena, l'altea, il papavero sono piante officinali che servono per calmare la tosse. Quindi prima di coricarvi c'è il misurino sulla boccettina, prendete il vostro Broncofree, controindicazioni 0, lo prendete, dormite grazie al timo, la verbena, l'altea e il papavero, mentre la bava di lumaca va a rendere il catarro più morbido, a fluidificarlo per facilitare l'espettorazione la mattina. È straordinario, noi lo proponiamo ormai da quasi 18 anni, quindi quest'anno mi sa che diventa maggiorenne il prodotto. Straordinario, si chiama Broncofree, distributori noi per tutta l'Italia, noi facciamo dalla produzione a casa vostra, 57 euro il prezzo che ha una vita. Prenotatelo questo numero 030 68 40 408, ve lo ripeto 030 68 40 408, lo prenotate per fine settembre, primi di ottobre, poi quando siamo pronti noi ve lo mandiamo, chiaramente prima vi chiamiamo. Vi ringrazio tantissimo, buona estate a tutti voi, divertitevi e riaccendete col caldo, con la musica, il Peter Pan che è in voi. Alla prossima, ciao.
Curami l'anima, una canzone che difficilmente ascolterete sulle radio quelle importanti, nonostante sia Premio Tenco 2024. Curami l'anima di Elisa Ridolfi, miglior album opera prima, Premio Tenco 2024. È musica indipendente, è chiaro, qua dentro non ci sono grossi e grassi affari, uguale non si viene trasmessi sulle radio, quelle blasonate. Tranquillamente, qui su Radio Libertà lo spazio c'è e complimenti ad Elisa Ridolfi. Questo pezzo Curami l'anima ci inserisce perfettamente in quello che voglio trasmettervi nei prossimi minuti. Curare anche la vostra anima facendo una buona azione, ma soprattutto leggendo qualcosa di diverso in quest'estate, magari sotto l'ombrellone, perché no? Fatemi salutare, abbiamo uno scrittore, un autore che abbiamo già sentito un po' di mesi fa, si chiama Marco Ponzi. Ciao Marco! Ciao Sam, grazie, ben trovato. Un saluto agli ascoltatori. Grazie, mi fa piacere ritrovarti perché hai fatto parte di una bellissima raccolta di favole per sostenere una favola veramente speciale, quella dell'impegno e del coraggio per aiutare chi ne ha più bisogno. Insieme a Marco Ponzi abbiamo anche il responsabile raccolta fondi della Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson. Ciao a Gianluca Sordiglioni. Salve, buongiorno e salve a tutti gli ascoltatori. Grazie Gianluca per essere con noi e voilà, la favola che vogliamo proporvi quest'oggi si chiama Lo Scoprifavole, un libretto da leggere nei momenti più particolari della vostra estate che aiuta anche il prossimo, ma soprattutto vi dà delle emozioni diverse, favola dopo favola. Cominciamo da Marco Ponzi. Marco, come mai hai deciso di entrare in questo mondo delle favole e soprattutto qual è la tua favola? Allora, io in realtà non sono l'inventore e l'ideatore di questo progetto. L'ideatore si chiama Christian, lui preferisce rimanere nell'anonimato, non come me che invece amo apparire e farmi bello. L'idea è stata sua, mi ha raccontato di aver avuto un momento di, diciamo, sconforto, riscontrando nelle persone situazioni di odio, a cui ha voluto porre rimedio creando qualcosa invece di positivo, qualcosa di bello e utile soprattutto. Allora ha chiesto a me e ad altri 6 autori, chi con esperienza, chi meno, in fatto di favole, di fiabe, di racconti, di creare delle storie adatte a un pubblico infantile, ma non solo. Le mie 2 storie sono piuttosto spiritose. Una si intitola La panchina gigante, che mi è stata ispirata da una visita che ho fatto sul lago di Iseo, quando mi sono trovato davanti a queste panchine giganti panoramiche, e l'altro si chiama Le altezze reali, con protagonisti gli animali. Gli altri autori hanno scritto racconti di varia quotidianità, con protagonisti animali, esseri umani, bambini, quindi è una raccolta molto varia. C'è anche un racconto tutto in rima, lungo 2-3 pagine, molto simpatico, e la cosa che mi ha stupito rileggendo insieme questi racconti è che nonostante noi non ci fossimo messi d'accordo per stabilire una linea guida, un tema, alla fine leggendo questi racconti ho riscontrato una certa uniformità. In un modo o nell'altro hanno un filo conduttore, e questa è la cosa che mi piace di più, perché è venuta spontaneamente, non ha avuto bisogno di mettersi d'accordo, litigare, decidere. È stato fatto tutto in estrema armonia, in libertà soprattutto, e mi è piaciuto molto condividere questo progetto con la Fondazione Grigioni, perché so che i 10 euro della copertina andranno interamente a loro, e
e mi sono sentito più utile del solito. Non è male sentirsi un po' più utili del solito e anche noi possiamo sentirci così, cari ascoltatori, acquistando questo libretto. Avete sentito, pochi euro, un libretto completamente autoprodotto per aiutare la Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson. E allora chiediamo proprio al responsabile raccolta fondi Gianluca Sordiglioni come mai questa idea e soprattutto una bella idea, perché dico io, questo libretto da una parte ci fa ritornare bambini a noi grandicelli in un momento come l'estate, che magari uno dice ma sì, leggiamo qualche cosa che approfondisce, e poi invece c'è quello che dice no, io voglio stare leggero, io voglio una favola, io voglio sognare. Quindi una bellissima idea per tutti noi grandicelli, ma se avete un figlio o un nipotino, cosa c'è di meglio che portarlo nel vostro mondo con questa pubblicazione, Lo Scopri Favole e Sognare Insieme. Gianluca, perché questo progetto? Ma naturalmente parlaci anche della tua fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson e che cosa state facendo, che cosa si può fare e a che punto siamo anche per la cura di questo morbo. Beh, la cosa bella di questo progetto, diciamo che non viene dalla Fondazione Grigioni, ma proprio un'iniziativa di tutti questi autori. E questo è veramente una cosa bellissima, di aiutare la Fondazione che si occupa prevalentemente di ricerca scientifica sulla malattia di Parkinson, perché lo ricordiamo, adesso non c'è una cura definitiva per questa malattia, che è una malattia abbastanza invalidante, che sostanzialmente rientra nella sfera del movimento, un disturbo del movimento, colpisce una parte del cervello in cui i neuroni muoiono e non vengono più ripristinati. Questi neuroni sono adibiti alla produzione di una sostanza che in parte con i farmaci poi viene ripristinata, e quindi diciamo che il paziente in questo momento gode abbastanza di una qualità di vita piuttosto buona. Chiaramente dipende da paziente a paziente, quindi chiaramente ci sono casi molto molto variegati, però diciamo che nei primi 10 anni di vita, da quando si viene colpiti, si ha una vita, diciamo, abbastanza buona. E il nostro scopo come fondazione di ricerca, è quello proprio di trovare una cura, andare proprio a colpire il bersaglio, quello che è la causa di questa malattia, che è ancora in parte sconosciuta. Ci sono delle ricerche in corso in cui noi abbiamo partecipato, abbiamo scoperto dei geni che sono coinvolti, ma c'è anche un fattore ambientale e quindi un fattore probabilmente anche di alimentazione, probabilmente qualche virus, non si sa. Insomma, ancora la ricerca è ancora, diciamo, sta ancora scoprendo gran parte di queste cause, e appunto iniziative come queste che portano denaro alla ricerca, che è una ricerca che, come tutte le ricerche in Italia, ma anche nel mondo, necessita di ingenti finanziamenti. Qualunque iniziativa è benvenuta, e appunto il mio lavoro è quello proprio di recuperare fondi, e iniziative come questa del nostro libro è chiaramente fantastico per noi. Minimo, e anche per tutti noi che magari appunto abbiamo qualche ora di tempo in questa estate, dare una mano alla ricerca leggendo qualcosa di introvabile, secondo me è una cosa particolarissima. Lo Scopri Favole. E allora chiediamo a Marco Ponzi, prima di tutto, se hai la lista, anche mandiamo un saluto agli altri autori che compaiono in questo libellum, che mi sembra una cosa molto carina. Li vedete alcuni scorrere sul canale 252 sui social, proprio perché abbiamo il corredo di fotografie. E poi naturalmente dove si può ordinare questo libretto da divorare in questa estate per aiutare la Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson, ma anche per aiutare ognuno di noi a sognare. E vista la realtà anche odierna che abbiamo da raccontare in cronaca, a volte è meglio sognare. Marco Ponzi.
Allora, me li leggo perché così non faccio errori, almeno spero. Gli altri autori sono Eva Molino, Emanuela Prescendi, Beatrice Vacirca, Roberto Cucaz, Marco Gaviani, Christian Laili e poi ci sono io, l'ultimo Marco Ponzi. Il libro si può trovare semplicemente digitando su Amazon la parola Scopri favole, c'è un link, compare subito, lo si individua facilmente perché la copertina è riconoscibilissima ed è stata anche disegnata dalla nostra Eva Molino, rappresenta un pupazzetto stilizzato. E volevo dire una cosa che davvero mi ha sorpreso. Una malattia quando non ce l'hai, diciamo, non sai nemmeno che esiste. Grazie al fatto di essere entrato in contatto con la Fondazione Grigioni, mi sono un po' documentato sul Parkinson e ho scoperto che è davvero una cosa che riserva complicanze a non finire, problemi a tutti i livelli. E la vita ne rimane veramente compromessa. Non avendo la malattia, questa in particolare, almeno spero di non doverla affrontare, ma così come tante altre volte accade, se non si conosce qualcosa è come se non esistesse. Quindi ringrazio il destino, il caso, la fortuna per avermi messo in contatto con la Fondazione Grigioni. È vero, è importante avvicinarsi e quando non lo si fa direttamente, purtroppo capita a quasi ognuno di noi avere parenti o amici che si ammalano di queste malattie importanti e che non hanno ancora una via d'uscita sicura. Beh, è importante avvicinarsi anche con queste scuse molto leggere, in questo caso un libretto di favole che costa soltanto 10 euro. Lo Scopri favole. Chiaramente chi vuole maggiori informazioni su questa fondazione che fa un'informazione importantissima sul morbo di Parkinson, c'è un sito e lo chiediamo direttamente a Gianluca Sordiglioni. Dove possiamo cercarvi? È molto facile, basta battere www.parkinson.it e si trova proprio il sito della Fondazione Grigioni dove si trovano diverse informazioni sia sulla malattia. Pubblichiamo quasi contemporaneamente ogni giorno notizie sul Parkinson, nuove scoperte scientifiche, sia le nostre sia anche quelle di altri gruppi, e quindi lì si trova praticamente tutto. Ed è anche possibile ovviamente contattarci telefonicamente, anzi invito chi avesse questo problema di farlo, se posso dare il numero. Certo. 02 6671 3111, che la fondazione è chiaramente dal prefisso di Milano. Ed è possibile anche, c'è anche un numero di emergenza per chi volesse, attivo sabato, domenica e i giorni festivi, a cui risponde un neurologo esperto della malattia, che è il 336 73 5544. Bellissima idea, veramente. Facciamo squadra verso queste malattie, soprattutto per spiegare la malattia e per rincuorare certamente non soltanto chi purtroppo c'è incappato, ma parenti o amici, che la ricerca va avanti e ci sono quotidianamente delle buone notizie da raccontare, oltre a queste che sono soltanto favole, ma che ci menano via per qualche ora. Lo Scopri favole, il libretto che oggi abbiamo voluto lanciare nell'etere, ringraziando Gianluca Sordiglioni, che è il direttore della raccolta fondi della Fondazione Grigioni per il morbo di Parkinson. Gianluca, è stato un piacere. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori di averci ascoltato. E come. E naturalmente tra gli autori di queste favole simpaticissime, Marco Ponzi, che già abbiamo ascoltato come autore e sono sicuro ritroveremo nei prossimi mesi. Grazie Marco, a nome di tutti gli altri. Buona estate e buona lettura. Grazie a voi.
Grazie a voi, buona lettura ai nostri ascoltatori e piacere di fare squadra anche su queste situazioni leggere che però di questi tempi davvero ci vogliono per menarci via. E intanto che parlo, cosa succede? Cosa succede? Ditemi che non succede niente. No, non è successo niente, ragazzi miei, non è ancora scoppiata la terza guerra mondiale, non sono usciti altri omofobi, ecco, perché io dico queste robe? Ma no, non c'entrano i gay, no, noi che vediamo gay da tutte le parti, no, ne ho visti altri, ma l'agenzia ha battuto adesso Liverpool, numerosi passanti feriti a coltellate, arrestato l'attentatore, che naturalmente era uno di quelli malati di mente. Va bene, no, mi fermo prima che poi succeda qualcos'altro, assolutamente. Mi sembro il tipo più ottimista del sottoscritto Sammy Varin? Assolutamente no. Certo, le polemiche sul professore fascista, i saluti romani, l'avete letta questa? Il prof fascista è del PD. Dopo le accuse a Valditara, la sinistra diventa rossa di vergogna. Saluti romani, omofobia a scuola. La sinistra si indigna e chiede l'intervento del ministro, poi si scopre che l'insegnante che ha detto ma sì, stavano scherzando i miei alunni, eccetera, era un dirigente del PD. E con questo ci fermiamo, certamente. Sammy Varin vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto. Se vi siete persi questa chiacchierata pomeridiana, tranquilli, tra pochi minuti sul sito radiolibertà.net troverete tutto in podcast, oppure domani mattina all'alba dalle 5:30 del mattino ripeterò tutto pari. Alla prossima e buona estate.